Sta diventando un'emergenza sicurezza la presenza di animali vaganti sulle strade nuoresi che provocano incidenti che per fortuna per ora sono risolti solo con danni alle auto e purtroppo col decesso degli animali coinvolti. La statale 389 è tra quelle maggiormente a rischio. Ieri infatti attorno alle 20 una 65enne mentre era a bordo della propria auto percorreva la Nuoro-Lanusei all'altezza del chilometro 36 ha impattato contro un asino che si trovava sulla carreggiata. La donna è rimasta illesa mentre l'animale è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lanusei per i rilievi di legge, mentre un veterinario della ASL ha constatato il decesso dell'asino. Una squadra di vigili del fuoco di Lanusei ha poi rimosso l'animale dalla sede stradale. Sabato scorso invece un incidente era stato causato sempre sulla 389 Nuoro-Lanusei, in località Gianneverru, nei pressi del bivio Fogni-Orgosolo, da un bovino. Attorno alle 6:30 infatti un camioncino aveva investito l'animale che si trovava sulla carreggiata. Il bovino è stato sbalzato sulla corsia opposta, venendo colpito anche da un'auto che procedeva in senso opposto di marcia. Di lieve entità i danni riportati dai veicoli, nessuno degli automobilisti coinvolti, però l'animale era deceduto. Si tratta di animali domestici che dovrebbero essere custoditi e non lasciati al pascolo brado in prossimità di strade trafficate. A questi si aggiungono gli animali selvatici, come il caso del muflone investito qualche giorno fa in agro di Talana. Carabinieri e forze dell'ordine stanno intensificando i controlli sulle principali arterie e in alcuni casi hanno sanzionato gli allevatori che avevano lasciato incustoditi i propri animali, ma il fenomeno degli animali vaganti sulle strade nuoresi rimane uno dei tanti fattori di rischio per gli automobilisti e i motociclisti che le percorrono.